Sì, grazie Presidente. Se mi permette vorrei iniziare il mio intervento leggendo un post che ho trovato in un blog su internet. Questo post dice: se non daremo ai cittadini in tempi brevissimi risposte convincenti sui costi e sui privilegi della politica, ci verranno a cercare con i forconi. Mentre ci sono stati europei che rischiano il fallimento e agli stessi italiani si chiedono sacrifici durissimi e responsabilità, non è più concepibile che ci sia un gruppo di persone che la fa sempre franca e che queste persone siano sempre quelle che fanno le leggi e chiedono i sacrifici. È arrivato il momento che in Italia la politica torni ad essere servizio e non carriera dorata. Gli italiani ce lo stanno dicendo in tutti i modi ed è il caso che il messaggio sia raccolto nei palazzi. Ecco, allora vedete, visto che prima c'è stato un mormorio appena ho nominato blog e internet, il blog in questione non è beppegrillo.it, ma è serracchiani.eu. Queste parole sono state scritte il 19 luglio 2011 e con questo voglio anche rispondere a tutti i consiglieri che in commissione oppure anche nel dibattito in aula dicono che c'è questa onda, questa antipolitica che vi ha in qualche modo costretti a prendere i provvedimenti di cui stiamo discutendo oggi. Questo è per farvi capire anche che sono ormai 2 anni, ma anche più ovviamente, che il popolo italiano vi chiede in qualche modo questi sacrifici. Ora, niente, detto questo volevo andare nel merito del DDL. Noi in questo DDL in commissione, lo ovviamente rifaremo anche in aula, abbiamo presentato un emendamento per portare l'indennità di presenza a 5.000 euro lordi mensili. Abbiamo scelto questa cifra per vari motivi. Uno tra questi è l'equiparazione del compenso con quello dei sindaci nei capoluoghi di provincia. Questo per ricordare anche quello che diceva il mio capogruppo, è perché i sindaci, nel caso in cui siano lavori dipendenti non collocati in aspettativa, percepiscono un compenso poco superiore ai 5.000 euro. Ricordate altresì a tutti che il sindaco di Parma, che non è una città a caso, e che come abitanti ne ha 160.000, quindi 60.000 in più di Udine, percepisce un compenso di 4.919 euro lordi. E questo non perché è un sindaco del Movimento 5 Stelle, ma perché è un sindaco di un comune della regione Emilia-Romagna. Quindi con questo mi sembra che noi vogliamo essere speciali, tante volte solamente quando ci vuol far comodo. A fronte di questo, in commissione ci sono state dette varie cose pur di bocciare il nostro emendamento. Una di queste è stata che abbiamo la necessità di dare l'autorevolezza e la dignità al ruolo dei consiglieri regionali. Noi non abbiamo messo in dubbio nemmeno per un secondo questo aspetto. C'è solo un problema, che non avendo fatto i politici e gli amministratori per tanti anni, come alcuni dei consiglieri seduti in aula, ma essendo stati cittadini fino a pochi mesi fa, siamo ancora a contatto con la realtà. E so che molti consiglieri neoeletti sanno di cosa sto parlando. La realtà, o se preferite il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ci racconta che il reddito medio degli italiani lordo è di 19.665 euro annui, ovvero 1.637 euro lordi al mese. Bene, noi abbiamo ritenuto che riconoscere a un consigliere regionale un compenso lordo di 5.000 euro mensili, ovvero il triplo rispetto a quanto percepisce un italiano medio, e parliamo di redditi, non di stipendi, fosse un segnale di equità e fosse un segnale più che sufficiente per dare giusta riconoscenza, autorevolezza e dignità al ruolo che ricopriamo. A questo si aggiunga pure che abbiamo previsto con i nostri emendamenti un rimborso spese omnicomprensivo per svolgere il mandato, in un rimborso stabilito in 2.000 euro sempre mensili, con una differenza però, che questo rimborso sia erogato a fronte di un'effettiva rendicontazione delle spese sostenute. Questo per evitare che accada in futuro, come è accaduto in un recente e triste passato, che con i soldi pubblici si comprino gioielli, vestiti, scarpe, pettini e quant'altro. Con questa legge non risolveremo il problema, anzi, perché di fatto i rimborsi forfettari verranno anche aumentati. È previsto il tetto di 3.600 euro al consigliere. Lasciatemi dire che per quanto riguarda il mio movimento non abbiamo mai detto una parola o scritto un comunicato stampa a proposito degli scandali sugli scontrini durante la campagna elettorale. Infine, signor Presidente, mi lasci finire con un'ultima riflessione. Vorrei porre all'attenzione dell'Assemblea che, come purtroppo accade spesso nel nostro Paese, i controllati sono anche i controllori
e questo comporta che non ci sia alcun controllo in quello che si fa. Ricordo a tutti che i nostri datori di lavoro sono i cittadini di questa regione. Non serve indire un referendum spendendo ulteriori soldi e denari per dare loro la parola o far stabilire loro a quanto dovesse essere il compenso giusto. Bastava mantenere le promesse fatte in campagna elettorale. Constatiamo che così non si vuol fare e una volta ancora si vuole calpestare la volontà popolare, cercando di ingannare l'opinione pubblica senza dir loro che dopo l'approvazione di questa legge il reddito netto in busta paga di un consigliere sarà sì inferiore, e vorremmo anche vedere, ma solo del 10 o 15%. Non si passerà infatti dai 22.000 euro, io non so questa cifra dove è stata presa, io che sono un consigliere di Udine che ho un rimborso spese di 2.000 euro, ho una busta paga netta di 9.000 euro e un compenso lordo di 13.000 euro. Sinceramente sta cifra di 22.000 euro non l'ho mai vista e magari se l'avessimo vista potremmo anche devolvere più soldi al fondo sviluppo per le microimprese, però purtroppo così non è. Quindi non passerà da 22.000 a 11.000 euro e poi sulle altre cifre magari vedremo con l'articolato. Vorrei solo ricordare che tutti gli altri tagli previsti sono tutti provvedimenti che avreste o avremmo dovuto prendere comunque per rispettare il decreto legge 174 del governo Monti e il decreto legge 138 2011 dell'allora ministro Tremonti. Grazie. Bene, la parola.